buonasera a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Library Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club, la nona di questa quarta stagione e, se non vado errato, penso anche l'ultima prima della pausa estiva. È corretto, sì, perché a meno che Raggi e Lorenzo il 27 luglio non siano disponibili, tendenzialmente io sarò in ferie e quindi almeno per quanto mi riguarda sarà l'ultima prima della pausa estiva. Raghi è probabilmente già stanco, però in realtà sta seguendo la diretta, quindi anche un buonasera a Raghi, che non ha ancora letto il fumetto e quindi non può essere qui con noi questa sera. Di che cosa parliamo questa sera? Un tema abbastanza lontano dai climi e dalle temperature di queste giornate, sarebbe più adatto al mese di ottobre e di novembre, perché parliamo di racconti galattici del terrore, che vi mostro qui accanto a me. Prima o poi imparerò a orientare i fumetti nella maniera giusta per farli vedere perpendicolari in camera. Raccolta di 3 in realtà serie fumetti, cioè Tales from the Rancor Pit, Tales from the Death Star e Tales from the Nightlands, tutti scritti da il grandissimo demiurgo dell'Alta Repubblica, ma non solo, grandissimo appassionato di horror, Cavan Scott, con disegni di un sacco di autori, e adesso vi li vado anche a leggere. Che cos'è quindi questo volume? È un'antologia di racconti. Infatti, dopo l'esperienza che Cavan Scott aveva fatto con le opere di Guardatevi dal castello di Vader, Raghi dice che l'audio non era un granché. Dicevo, dopo l'esperienza che Cavan Scott aveva fatto con il volume che in Italia è uscito come omnibus, Guardatevi dal castello di Vader, la licenza delle serie per giovani lettori è passata da IDW a Dark Horse, e per Dark Horse nel 2022 Cavan Scott ha sviluppato la prima di queste 3 serie, cioè Tales from the Rancor Pit, una antologia anche questa di racconti che prosegue l'impostazione data dai volumi dedicati al castello di Vader, quindi è presente una cornice narrativa all'interno della quale un personaggio racconta delle storie dell'orrore di varia natura. Ovviamente qua si sfrutta diciamo l'ambientazione anche per dare per fare una selezione delle storie raccontate. Quindi ovviamente Tales from the Rancor Pit presenta storie, diciamo, principalmente da un ambiente un po' più relativo alle canaglie della galassia, c'è qualche storia relativa alle guerre dei cloni, sono saltato un attimo, c'è qualche storia relativa a cacciatori di mostri, comunque c'è qualche storia relativa alla ribellione, anche in questo caso, comunque storie con una certa varietà, tutte calate comunque nel contesto del Palazzo di Jabba. L'anno successivo, nel 2023, Cavan Scott continua questo suo instancabile lavoro per portare delle storie dell'orrore all'interno della galassia di Star Wars con Tales from the Death Star. In questo caso una graphic novel pubblicata direttamente in formato cartonato, quindi non è uscita in spillati come... Ah no, in realtà anche Tales from the Rancor Pit è uscito direttamente come graphic novel, ecco, non mi ricordavo. Appunto Tales from the Death Star invece presenta una cornice narrativa, anche questa secondo me estremamente interessante. Questo ve lo mostro anche in inglese. Questo l'ho acquistato direttamente da Vincenzo Riccardi nel 2024 al Bologna Nerd Show, con anche un bellissimo suo disegno, anche se devo dire non bello come quello che mi ero portato a casa l'anno scorso, e lo flex un pochino senza distruggere la cornice dietro. Qua non potete capire che cosa sta succedendo, vediamo se ce la faccio a non distruggere tutto. Ok, questo è il bellissimo Vader che mi ero portato a casa l'anno scorso dalle aste del nostro Star Wars Day.
Tales from the Death Star invece parte da delle premesse diverse, nel senso che ci essenzialmente porta in un momento, si allinea un po' come cornice temporale alla trilogia sequel, quindi secondo me è una scelta anche abbastanza azzardata, ma molto ardita, e io l'ho apprezzata molto, perché comunque questi piccoli collegamenti con la trilogia sequel a me piacciono sempre moltissimo, vorrei anzi che fossero più grandi, e ci racconta tutte storie invece ambientate attorno alle morti nere. Quindi mentre Tales from the Rancor Pit aveva come incentrato sulla fossa del Rancor giusto la cornice narrativa, qui anche le storie si contestualizzano nell'ambito imperiale, nell'ambito della morte nera. E quindi c'è una struttura di trama, diciamo, orizzontale, o comunque di trama che si sviluppa ancora un pochino meglio, è meno episodica, ecco, come narrazione, cioè lo è ancora, ma la cornice è più preponderante, e tra l'altro anche alcuni dei personaggi che compaiono nei racconti poi fanno capolino anche nella cornice stessa. Secondo me poi questa evoluzione narrativa, quindi da un racconto più episodico a un racconto invece più strutturato, Cavan Scott arriva al compimento di questa evoluzione con Tales from the Nightlands, cioè l'ultima miniserie uscita nel 2025. In questo caso si tratta di una vera e propria miniserie da 3 numeri che sono usciti singolarmente prima di essere raccolti direttamente in Italia, ovviamente, in quest'unico volume, ed è proprio uno di questi numeri a dare la copertina del volume italiano, che io trovo anche molto suggestiva. Alle matite della copertina c'è Francesco Francavilla, che ha curato le copertine di tantissime delle opere horror di Cavan Scott, e che con il suo tratto un po' pulp, diciamo, secondo me trasmette benissimo questa sensazione di romanzo vecchio stile, horror, magari anche un po' di bassa qualità. Intanto salutiamo anche Christian. Ciao Christian, buonasera. Sono molto curioso di sapere di più su questo volume. Bene, sei nel posto giusto, e ovviamente un saluto quindi a te e anche a tutti quelli che ci recupereranno poi in differita. Veniamo un po' alle storie. Le storie sono, ve le elenco subito, sono, per quanto riguarda Tales from the Rancor Pit, sono 3, poi abbiamo altre, dovrebbero essere 5 storie da Tales from the Death Star, mentre Tales from the Nightlands, vi dicevo, raggiunge in realtà proprio una maturazione narrativa, in cui in questi 3 numeri si sviluppa un'unica storia che però viene, che si dipana nel corso delle 3 principali epoche di Star Wars, quelle in cui abbiamo visto ambientate le 3 trilogie. E dunque abbiamo il primo numero che si sviluppa nel contesto della trilogia prequel e con i personaggi della trilogia prequel, un giovane Anakin, Obi-Wan, eccetera. Abbiamo poi il numero centrale, quello appunto anche disegnato da Vincenzo Riccardi, per cui sicuramente il numero che artisticamente domina un po' su tutta la miniserie, e vi dirò probabilmente in realtà su tutto il volume, che si concentra invece su Luke, Leia, Han, eccetera, eccetera, mentre invece l'ultimo numero prosegue la storia nel contesto della trilogia sequel, quindi essenzialmente si fanno salti temporali di 30 anni in 30 anni fino ad arrivare al periodo della trilogia sequel. Veniamo un attimo a che tipo di storie vi potete aspettare, e quindi perdonatemi se non guardo in camera, ma tengo il volume sotto mano. Per quanto riguarda i racconti dal palazzo, dalla fossa del Rancor, la prima storia è una storia ambientata nelle guerre dei cloni, molto diciamo un po' sui generis, nel senso che è tutta narrata con il punto di vista della, tra virgolette, vittima della storia stessa. Quindi noi non capiamo davvero che cosa stia succedendo, possiamo avere un'idea, ma è essenzialmente una storia di zombie
calata nel contesto dell'esercito separatista, e quindi gli zombie non sono veri e propri zombie, ma si tratta di droidi in qualche maniera rianimati, ma in realtà sapremo verso la fine del volume che è qualcosa di più. Non voglio fare troppi spoiler, anche se la diretta di Holocron è una diretta in cui di solito scendiamo un po' negli spoiler, ma secondo me questo volume non è stato completamente apprezzato dal pubblico e vorrei spronarvi a leggerlo senza rivelarvi troppo. La seconda storia invece è una storia ambientata nel periodo dell'Alta Repubblica, dove infatti rivediamo la cacciatrice di mostri Tayoric. Tayoric è alle prese appunto con la caccia di un mostro. In realtà non è soltanto un mostro, è più una situazione relativa a una possibile infezione, ma anche a un regolamento di conti. Ovviamente, diciamo, Tayoric ha dalla sua parte una grande abilità che deriva dal suo addestramento Jedi, ma anche è una cacciatrice di mostri che sa essere senza scrupoli, per cui è abbastanza interessante anche questa come storia, anche se io personalmente ho preferito la prima. Successivamente ci troviamo a Hoth con la principessa Leia e Han alle prese con alcuni cuccioli di Wampa e quello che sta succedendo nelle caverne all'interno della base su Hoth. Questa probabilmente è la storia forse un po' più debole, perché è quella secondo me meno dell'orrore ma più d'azione, e dove banalmente anche i Wampa non sono poi queste creature spaventose, ma anzi ne vediamo i cuccioli che sono anche abbastanza teneri. Questa è proprio la storia più d'azione, probabilmente più debole, ed è anche l'ultima del volume. Quindi di queste tre io ho apprezzato sicuramente molto di più la prima delle altre due. Per quanto riguarda Tales from the Death Star, invece, dove le copertine sono del bravissimo Ingo Romling, vi dicevo che l'ambientazione principale è quella della luna di Kefbir, no? Dove troviamo il relitto della morte nera, come lo vediamo in episodio 9. A partire da quello, una figura incappucciata racconta a un ragazzo che vorrebbe recarsi proprio per come prova di coraggio sulla stazione. Christian dice: mi sono persi i primi minuti di live, per caso avevi già detto quando uscirà la recensione sul sito? Fammi fare un controllo, perché in questo momento non mi ricordo per quando l'abbiamo programmata, e anche a dirvela tutta chi la deve scrivere. È probabile che la debba scrivere io. No, al momento non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo in pipeline, arriverà. Siamo un pochino indietro con le recensioni. Ecco, ci sono i singoli volumi. Hai ragione, Raghi. Ci sono i singoli volumi, per cui dovremmo metterli insieme e aggiungere il commento a Tales from the Nightlands, che è l'ultimo volume. Gli altri volumi, vi ricordo, in Italia non sono usciti singolarmente, ma si trovano soltanto qui dentro. Grazie, Raghi, per avermi ricordato. La prima storia è ambientata su Geonosis, la morte nera in costruzione, bellissime le tavole di Vincenzo Riccardi. Purtroppo, secondo me, la storia è un po' deboluccia, cioè è poco interessante. L'impero è già sorto, ma i protagonisti essenzialmente di questa squadra sono, secondo me, poco interessanti, e purtroppo tutta la storia si incentra su questi personaggi che conosciamo direttamente lì. Poi la storia è una storia un po' di mostri, di jumpscare, mostri nel buio che essenzialmente vanno a uccidere membro per membro tutta la squadra. Sicuramente la parte artistica è quella più affascinante di tutta. La seconda storia invece secondo me è più interessante, perché parla di un fenomeno, diciamo, metafisico, insomma, anche qua del terrore, dell'orrore, cioè durante un certo giorno, durante il giorno della vita, vola la squadriglia selvaggia, cioè una specie di squadriglia di caccia
fantasma, un po' come se fosse, no, l'olandese volante, o meglio in questo caso non è una sola nave ma è una flotta di navi che rapisce i piloti, li ammazza e li fa unire nei loro ranghi. E questa è una storia secondo me molto affascinante, disegnata anche molto bene, molto, molto intrigante. La storia successiva, nonostante i toni molto pop, molto accesi, è un'altra storia di essenzialmente zombie, in questo caso invece molto più controllati, ma che fa anche intuire come alcuni artefatti non possano assolutamente cadere nelle mani sbagliate perché non sarebbero controllabili. Si riprende quindi il concetto di zombie un po' come era stato per il romanzo di Joe Scriber, in quel caso era un virus, in questo caso un artefatto Sith, però appunto sono zombie veri e propri e non droidi come nella prima storia. Tra l'altro una tavola molto molto bella secondo me, questa con Vader e la testa di zombie. L'ultima storia è invece sicuramente la migliore perché affronta il passato stesso del Grand Moff Tarkin, che vedevamo appunto in copertina, ed è una storia invece in realtà secondo me non propriamente dell'orrore, scusatemi, ma è una storia invece profondamente psicologica, che va a sondare la psiche di Tarkin nel suo momento di potenzialmente vittoria principale, cioè il raggiungimento della base ribelle di Yavin, ma anche il suo momento di sconfitta. E è, secondo me, davvero suggestiva, davvero poetica anche nel suo essere difficile, ecco, nel suo essere poco horror, probabilmente una delle storie migliori, se non la storia singola migliore di tutte. C'è poi un lungo finale dove ci ricolleghiamo con alcune delle storie, nonché con anche il personaggio stesso di Gianna. E venendo invece a Tales from the Nightlands, che vi ricordo in italiano essere stato tradotto come vediamo se lo trovo al volo. Le Nightlands sono le giunzione dell'incubo, il regno dei morti forse, le terre notturne, ecco qua. Arriviamo appunto poi alle vicende di Tales from the Nightlands, che vedete occupa tutta questa porzione di volume qua. Quindi sono 3 numeri molto cicciotti, tutti con bellissime copertine di Francesco Francavilla, tutte ovviamente allegate. E di che cosa parla questo Tales from the Nightlands? Ci porta essenzialmente su... scusatemi, un vuoto di memoria. Ci porta su Rylot, quindi il pianeta natale dei Twi'lek, all'inizio in essenzialmente un funerale, in cui Jedi, in questo caso Obi-Wan e Anakin, giovane Anakin, devono presenziare, diciamo, di rappresentanza. C'è però l'intenzione da parte della nipote del defunto di seguire alcune delle vecchie leggende del suo pianeta e di sfruttare quella certa data, cioè la data della congiunzione dell'incubo, per risvegliare un antico spirito, sperando in realtà di poter parlare col nonno. In realtà, appunto, l'idea sarebbe quella di parlare col nonno, ma in realtà quello che succede è che viene risvegliata la signora delle terre notturne. Guardate qua che bellissime tavole, tra l'altro con dei concept art originali che vengono direttamente oddio, ragazzi, oggi non va. Dei concept art che vengono direttamente da Ian McCaig, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Quindi lo stesso concept artist di Darth Maul, dei Senza Nome, eccetera, eccetera. Questa creatura viene in qualche maniera sconfitta nell'epoca della trilogia prequel, ma la stessa situazione, la stessa congiuntura dell'incubo riaccade periodicamente ogni tot. Che Christian dice anche il caldo stellare ha colpito il Chromebook Club. Sì, ragazzi, io mi sto sciogliendo, cioè ho i faretti qua davanti, è davvero faticosetto, però
non mi dilungherò troppo oltre. Appunto poi questa congiuntura dell'incubo essenzialmente è un fenomeno galattico, stellare, che si ripete ogni circa 30 anni e coinvolge quindi anche Luke, che decide di partire per seguire la forza e raggiunge, non mi ricordo se direttamente Rylot o se raggiunge, ecco qua, Rabnir, un altro pianeta, dove incontra la stessa ragazzina ormai cresciuta che aveva conosciuto suo padre, Anakin, quando era un semplice bambino. In questo caso è la stessa ragazza che, cresciuta, ormai donna, sembra voler, diciamo, sembra voler convogliare lo spirito della Signora delle Terre Notturne, cioè appunto chiamata col suo nome di Hitanaga, nel corpo di Luke stesso, come se fosse un vascello di questo enorme potere galattico. Ci sono alcune tavole davvero stupende, queste sono proprio le tavole disegnate da Vincenzo Riccardi, sono le più belle del volume in assoluto. Guardate ad esempio anche qua, in cui cita lo stesso poster di episodio 4. Anche in questo caso Hitanaga viene sconfitta nuovamente, anche grazie all'aiuto di Leia, e anche la stessa, non mi ricordo adesso il nome della ragazza, però la stessa ragazza Twi'lek, anche lei, diciamo, capisce che ha fatto un errore a cercare questa Hitanaga nuovamente e stringe, diciamo, conoscenza con Luke. Ci spostiamo poi ai tempi della trilogia sequel, dove un gruppo di esuli Twi'lek essenzialmente vengono raggiunti, in questo caso sul pianeta di Alot, dalla Resistenza, cioè dal generale Organa, da Rey, da Finn, da BB-8, da Chewbacca, eccetera, eccetera. Purtroppo, secondo me, il volume si conclude con quelli che sono i disegni un po' più deboli, le pagine artisticamente più deboli di tutte, almeno a mio gusto personale, e quindi la lettura è un po' inficiata, perché vi lascia, e le ultime pagine sono proprio un po', secondo me, artisticamente le peggiori. Anche qui, comunque, ci ritroviamo nel periodo della congiunzione dell'incubo e Hitanaga prova a personificarsi all'interno di Finn, ma anche qui, grazie a Rey, grazie al generale Organa, che già l'ha sconfitto una volta, riescono nuovamente a sconfiggere Hitanaga, questa volta pare una volta per tutte. E quindi appunto la storia è della grande lotta essenzialmente della famiglia Skywalker contro questo spirito Hitanaga, spirito secondo me molto affascinante, anche se appunto alla fine viene sempre sconfitto e non ha non ha mai modo, non ha mai tempo, se non vagamente sul finale con Finn, di prendere il sopravvento su qualcuno e di creare davvero del disturbo a livello galattico, cosa che sarebbe stata molto interessante. Detto ciò, rimane una creatura, secondo me, estremamente affascinante e che a me è piaciuta molto, e secondo me che si ricollega anche abbastanza bene a alcune vibe che Star Wars ha avuto in passato. Penso ad esempio a la madre, a Belot, a comunque le creature di Mortis, eccetera, eccetera. Quindi, nel complesso, che cosa dirvi su Racconti Galattici del Terrore? Numero 1, che va letto, perché io me lo sono divorato in un pomeriggio ed è stato bello leggere qualcosa di così ben scritto, così divertente, fresco, in grado di prendersi sia sul serio nei momenti in cui si prende sul serio, ma anche di saper scherzare col genere e con i topos un po' letterari o cinematografici dell'horror. Quindi grandissimi complimenti a Cavan, perché la lettura è molto stimolante, il volume è divertente, è qualcosa di un po' diverso dal solito anche, che può quindi anche stimolarvi un po' alla lettura.
secondo me anche il livello artistico è molto elevato, appunto purtroppo l'ultima storia non è la migliore, però ci sono alcune delle tavole sono davvero belle, in particolare quelle di Vincenzo Riccardi, ma già lo sapete che noi lo stimiamo moltissimo e lo apprezziamo moltissimo nelle sue opere. Il volume, ve lo ricordo, costa 31 euro, edito da Panini Comics, è un bel volumone, anche qua forse con uno sconticino meglio rispetto al prezzo di copertina, però è assolutamente consigliato perché essenzialmente non ne sbaglia una, né Cavan né in particolar modo i disegnatori, quindi un bel volume, diverso dal solito, molto godibile, molto divertente, alcune cose sono delle belle sorprese, ci sono delle idee affascinanti per Star Wars in generale, anche se non ha chissà magari che impatto poi sulla lore complessiva e sulle vicende, le idee che presenta sono effettivamente molto affascinanti. Quindi io spero davvero di avervi invogliato alla lettura di questo volume, ve lo ricordo, Racconti galattici del terrore, lo vedete qui con questa bellissima copertina di Francesco Francavilla. Vi ricordo i prossimi appuntamenti delle dirette, ci vediamo con l'ultima puntata di Archivio Jedi lunedì 13 luglio 2026, poi chiudiamo la stagione ed essenzialmente ci rivediamo a settembre. Io come sempre vi auguro delle buone letture, magari appunto anche a tema horror come in questo caso, sperando che ci portino anche un po' le temperature di ottobre-novembre, non soltanto a livello di temi ma anche a livello di clima, e vi auguro una buona serata e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti e buona serata.